Si è costituita ieri la nuova società consortile denominata AICA, che gestirà il servizio idrico in provincia dopo il fallimento e la gestione commissariale della società Girgenti Acque e della sua collegata Hydrotechnic. Alla presenza del notaio Orlando, ieri 33 sindaci hanno decretato la nuova società, sottoscrivendo l'atto costitutivo in un'assemblea iniziata alle ore 9:30 e terminata intorno alle ore 15. Numerosi sindaci ritardatari che sono arrivati all'appuntamento, forse qualche mal di pancia poi scomparso. Sono 33 i comuni che hanno aderito su un totale di 43 della nostra provincia. Restano al momento fuori quelli montani, che avranno almeno per ora una loro gestione autonoma. Il personale proveniente dalla gestione commissariale di Girgenti Acque e Hydrotechnic verrà tutto ricollocato per impegno dei sindaci che compongono l'assemblea della nuova consortile. Ricordiamo che il CDA è formato da Osvaldo De Gregoris, già direttore generale del gestore del servizio idrico a Catania e dirigente in passato della società Veolia, che è il nuovo presidente. Quindi Geraldino Castaldi della società Luel, che si occupa di acque e rifiuti e tra l'altro ha realizzato anche il piano idrico della provincia di Agrigento. La terza componente è una donna, l'ingegnere Fiorella Scalia, già a capo dell'ufficio tecnico del comune di Altavilla Milicia e consulente della società Sogised e Castalia del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti. Positivi i riscontri dei sindaci presenti all'assemblea. Sì, è una situazione che giustamente i lavoratori sono preoccupati del loro anche futuro, però questo nuovo consiglio d'amministrazione formato da tecnici, ma anche la presidenza formata, diciamo, dal sindaco di Rotto Alfonso Provvidenza, prendendo quelle che sono a riferimento anche le normative che disciplinano il passaggio del personale, in base anche al piano d'ambito, si cercherà di dare sicurezza ai lavoratori, però ovviamente bisogna far coincidere quelle che sono le norme, che sono la prima cosa da rispettare.